di gara, l'altro è di Piero Germelli, e quindi il via dato da sulla lavanda e sulla bandierina Alessandro assessore allo sport delle Tampere. Siamo anche qui di gare, Old Zappi che sono lì davanti, stanno cercando di fare l'andatura, poi gli atleti della Maltinti, poi occhi arrivano gli atleti della Cattoli, quindi si sta muovendo sempre in evoluzione la situazione, scatti contro scatti, ma rimane da solo Di Bernardo della Sisu Team. Siamo al 22esimo chilometro di gara, secondo passaggio, eccolo qui il gruppo che è tornato compatto, tirato dagli atleti della Team Beca di Neri. Passare veramente testa, poi per me c'era anche quelli della Polisupra, gli atleti anche dell'MG Cavavise Niccolò Pancedano, e c'è Enoch Mulevaran, si muove Enoch Mulevaran, l'atleta del Team Cueca ha ripreso Masotto, in questo momento si muove l'atleta del Team Cueca, ha ripreso anche Tarozzi, e quindi muove subito le carte gli atleti del Team Cueca, le muove con Enoch Mulevaran, è lui ovviamente l'atleta di riferimento. Prima c'era Pucchio a fare l'andatura, però era chiaro che si doveva muovere, si muove Enoch Mulevaran, danza sui pedali su queste rampe della salita che porteranno sul Samba Rondo e poi la discesa. Enoch Mulevaran ha già fatto diversa selezione, si muove Enoch Mulevaran, ancora si alza sui pedali, scalatore puro l'atleta del Team Cueca che si vede, si alza molto sui pedali, cadenza di pedalata buona, rapporto magari più lungo, ma sta facendo un buon ritmo l'atleta del Team Cueca che rimane sempre lì davanti. Guardate, primo piano per lui, cerca di resistere ora Davide De Cassan che prova a resistere, non siamo riusciti a identificare chi si tratta, l'atleta alla sua ruota della team della Mastro Marco. Ancora De Cassan in terza ruota, però ha fatto veramente una differenza quando Mulevaran decide di accendere la spia del gas in salita. È difficile andare a reggere e dietro nessuno riesce a resistere, sono le maglie della Oswald Zappi, sembra essere lì davanti, vediamo un attimo, sembrano essere quelle, arrivano quelle della Petroli Firenze, sono le maglie della Petroli Firenze a fare l'andatura sul gruppo che si sfalda su queste rampe della salita che stanno cercando ovviamente, ma è difficile perché andare a chiudere su Enoch Mulevaran, corridore ovviamente interessantissimo, corridore soprattutto che quando dice di prendere, di pisciare in salita sa come spingere e spinge veramente bene. Gli atleti della Petroli Firenze ora a forzare l'andatura, gruppo che rischia, sono lì vicini. Ora un attimino di gruppo orientato, siamo ancora sulla salita e guardate Mulevaran, guardate Enoch Mulevaran ancora questa volta in sordina, zitto, si è portato davanti, ha dato una progressione, nessuno lo ha seguito e ha detto bene allora io mi alzo di nuovo sui pedali, e questa volta ci riprova un'altra volta Enoch Mulevaran, questa volta abbiamo detto in sordina nessuno si aspettava perché ha fatto una piccola progressione, sembrava solo voler prendere la testa del gruppo, invece ha preso quei 10, 20, 30 metri, quando ha visto che aveva 50 metri ha preso ed è scattato. E ora bisogna andare a chiudere, un'altra sollecitazione di questo scalatore della formazione del Team Cueca, ancora lui Enoch Mulevaran che sta cercando ancora di essere occhio perché Mulevaran in caso di arrivo di un gruppetto ristretto può dire la sua perché è molto veloce. Vediamo, sembra essere sempre De Cassan e poi vediamo chi si tratta, vediamo un attimo di chi si tratta. Eccolo qui l'atleta della formazione della General Store, si tratta di Zahiri, Abdelrahim Zahiri, l'atleta della cosa. De Cassan e Zahiri sono all'inseguimento alla caccia del battistata, ma è difficile, fisico da scalatore anche per questi due atleti, ma Mulevaran ha un altro tipo di pedalata, molto più pesante la pedalata di questi atleti, anche se è buona la pedalata di questi atleti. La nostra telecamera risale, va a cercare il mattatore di questa salita di oggi. Enoch Mulevaran si rialza sui pedali, altra stilettata per cercare di portare ancora un altro vantaggio, per riuscire a prendere ancora di più qualche vantaggio, per provare un assolo che sarebbe incredibile. Non è facile perché il tempo per recuperare dopo la salita c'è ovviamente, quindi bisogna
bisogna che prenda un buon vantaggio, sembra non farcela il duo all'inseguimento, guardate va più forte anche delle macchine Enoch Coulevaran che sta veramente facendo una grande azione. La seconda è stata quella buona perché è partito senza che nessuno si aspettasse, sembrava volesse prendere la testa del gruppo, invece ha preso quei 10-20, occhio però non è detta l'ultima, sta arrivando, è arrivato un altro atleta, è arrivato un altro atleta su di lui, si tratta di Niccolò Buratti che arriva su di lui, atleta di riferimento anche lui, bravissimo, perché insomma è uno degli atleti di riferimento della formazione della CTF che da anni ormai sta lanciando nel ciclismo professionistico, però è rientrato da solo diciamo che bisogna avere la gamba, ecco, De Gassan non ce l'aveva, Buratti invece ce l'ha avuta alla grande, ancora lui, ancora lì davanti Enoch Coulevaran con Buratti, che ora guardate Buratti anche lui una bella pedalata, nonostante Coulevaran chiaramente è bello nel vederla andare in salita per il suo modo anche, però guardate non ci sta, e ancora cercano ora l'accordo, i due atleti al comando, bravissimo Niccolò Buratti da CTF che è riuscito a rientrare sul battistrada, sembrava difficile, qui vediamo che Spiana siamo sulla discesa e vediamo ancora sta passando altri due atleti, Mastro Marco e Zalpe, e poi quello qui vediamo anche il lavoro delle motostaffette oggi affidata a motociclisti pistoiesi, vediamo che questi angeli custodi che ovviamente ogni gara cercano di fare il lavoro non solo quelli del motociclismo pistoiese ma anche chiudere ora in questo momento. Vediamo ancora cosa succederà, siamo ancora qui con i due battistrada da Porto e in seconda posizione, davanti a lui si tratta Molini, potrebbe essere una vittoria Mastro Marco, sarebbe ovviamente bellissimo per loro che l'hanno vinta con Nibali nel 2004 gara d'apertura, ma l'hanno vinta anche Davide Masi, in quell'occasione la vinse Davide Masi che indossava proprio la maglia. Siamo con il gruppo dietro ancora molto sola, fortissimo, non è molto ancora di questi corridori, poi atleti della Malmantine, poi quelli della Zalp, dovrebbe esserci bianco. Vediamo c'è infatti Stefano Gandini, c'è Coulevaran, vediamo c'è Coulevaran, c'è Tarozzi, c'è Coulevaran, sta arrivando Gandini lì davanti, sta parlando col compagno di squadra, perché sta parlando con il compagno di squadra, sta parlando ora in questo momento con il compagno di squadra, era Masotto, ora lì davanti, no scusate, Raccani. C'è stato uno scatto però, c'è stato uno scatto in testa alla corsa, maglia della formazione della In Emilia Romagna, sembrava la maglia delle Emilia Romagna, non vorrei sbagliarmi, vediamo un attimo di chi si tratta e vediamo di chi si tratta ed è Cantoni, Andrea Cantoni che ci prova, ancora Cantoni, la In Emilia Romagna che dopo aver vinto il Giro dell'Eurovince con Tarozzi non vuole, vediamo, siamo con le immagini già dall'arrivo ed è da solo però, sempre maglia dell'Emilia Romagna, non è Emanuele Tarozzi, è Davide D'Apporto che va a vincere il nono trofeo Chianti Sensi Vigne, eccolo qui che va a vincere D'Apporto davanti a Niccolò Buratti della CTF, terzo Coulevaran della formazione della Uveca, quarto Gandini della Zalp, quinto Carpene della General Store, sesto arrivo, qui vediamo anche le immagini, il replay dell'arrivo vittorioso, ci hanno provato in tanti, ci ha provato Cantoni, ci ha provato Tarozzi, dopo la vittoria di Tarozzi il sabato va a vincere Davide D'Apporto, andiamo alle interviste, finito con i protagonisti. Davide D'Apporto in Emilia Romagna, allora per il tuo team è stato una 2 giorni incredibile, ieri c'è stato Tarozzi, oggi te, un altro assolo, come l'hai costruita questo successo? Beh, sicuramente ecco. Enoch, congratulations for... Enoch, congratulazioni per questo terzo posto, com'è andata oggi? Yes, I have good first. Congrats for the team. Sì, per prima cosa devo ringraziare il team che ha lavorato tanto per me, la corsa non era facile, ci sono stati molti attacchi, i piani della mia squadra erano quelli di portarmi nel miglior modo possibile in salita,
Quando c'è stata la salita ho attaccato, ma la salita era corta, non era molto lunga e anche altri corridori poi alla fine si sono mossi. Nel finale siamo rimasti una ventina di corridori nel gruppo, ci sono stati degli attacchi, c'erano 2-3 squadre più forti numericamente, però alla fine io ero molto stanco e avevo paura di perdere il podio se mi muovevo e è andata bene così. Certo. Thanks and congratulations to you. Thank you.